E c'è un possibile spiraglio nella ricerca scientifica sulla sclerosi multipla, malattia degenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale. Una possibile cura è richiesta a gran voce anche attraverso i social network. Il servizio è di Massimo Mapelli. Gli esperti la chiamano insufficienza venosa cerebrospinale cronica. È un'anomalia alla circolazione del sangue che provoca danni al sistema nervoso e potrebbe essere legata alla sclerosi multipla. Da questa ipotesi parte Paolo Zamboni, chirurgo vascolare dell'Università di Ferrara. Zamboni sta sperimentando una nuova cura per la sclerosi multipla basata sulla dilatazione endovascolare delle arterie. Nella comunità scientifica il dibattito è aperto. Come sempre nella vita dobbiamo avere dei dati oggettivi, replicabili e validati. Allo stato attuale abbiamo dati troppo contraddittori perché questo fenomeno viene considerato già risolto. Tra i malati in Italia sono almeno 50.000, c'è grande attesa. La comunità di pazienti e familiari molto ne discute anche sui social network. Gli studi di Zamboni, nati dalla malattia che ha colpito la moglie, in Italia sono stati finora sperimentati su un campione di 65 pazienti. L'8 giugno prossimo il Ministero della Salute dovrà fornire una prima valutazione. La posta in gioco è alta, stabilire se la nuova terapia merita di essere inserita in futuro tra quelle in grado di curare una malattia degenerativa che colpisce soprattutto donne tra i 20 e i 30 anni e viene nella maggior parte dei casi trattata con il ricorso a farmaci come l'interferone. Altri farmaci sono in fase di sperimentazione e, come sempre in questi casi, oltre alle speranze dei malati, in ballo ci sono interessi economici importanti. Compito della comunità scientifica e compito delle nostre autorità sanitarie è da fare da vigili in questo crocevia, sempre avendo chiaro l'interesse del paziente e non interessi né di singoli né di case farmaceutiche.